Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione e l'amore dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Una domanda che ha percorso più di 2000 anni di storia è questa: chi è Gesù Cristo per l'uomo? Chi è Gesù Cristo per me? Tanti uomini hanno semplicemente subito il passaggio durante la loro esistenza di questa verità di Dio. La verità è stata rivelata a tutti gli uomini, ma molti non l'hanno riconosciuta. È indispensabile allora riconoscere questa verità nella nostra vita, nella nostra esistenza. E allora a una risposta positiva noi possiamo proclamare oggi che Dio ha riconciliato a sé il mondo donandoci la sua parola eterna, quella parola incarnata nel seno della Madonna e che ci è stato dato come dono gratuito. E allora, prima di iniziare la nostra celebrazione, chiedendo al Signore la luce della mente e del cuore per riconoscere questa verità, invochiamo il perdono per i nostri peccati. Signore, tu ti sei manifestato